Chiamare a raccolta le forze sociali, le imprese e le eccellenze del mondo accademico e della ricerca scientifica per istituire un comitato sardo che supporti il neonato Comitato Tecnico Scientifico per la candidatura italiana a ospitare l'Einstein Telescope. A chiederlo alla regione la CGIL regionale attraverso il suo segretario Fausto Durante, che sottolinea l'urgenza di un sostegno forte da parte della Giunta Solinas alla candidatura del sito di Sosenato Salula, ora che il consenso intorno al progetto cresce nel governo in tutta Italia. Fondamentale a questo punto, per superare la concorrenza dell'altro candidato europeo a ospitare il telescopio, l'Euroregione del Limburgo, è secondo CGIL attivarsi rapidamente per dotare l'ex sito minerario di infrastrutture, dai collegamenti stradali e ferroviari alla connessione a banda larga e al 5G. Come ricorda Durante, la concorrenza è con una regione servita da un importante aeroporto internazionale, quello di Schiphol ad Amsterdam, facilmente raggiungibile da Limburgo attraverso una rete stradale moderna e sicura, adatta anche ai veicoli eccezionali che saranno impiegati per trasportare il materiale di costruzione del telescopio. Aspetti fondamentali, secondo Durante, per portare a casa un progetto che potrebbe davvero aprire una nuova pagina nella storia industriale della Sardegna e per definire i quali il CGIL regionale ha dato la propria disponibilità di concerto con gli altri attori coinvolti e con l'intera comunità sarda.